Giovedì 16 maggio 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti. Cominciamo con la prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia messa in primo piano ci porta nuovamente a Longarone, una bella notizia. Vajont all'archivio rimane. Il Ministero della Cultura smentisce se stesso dopo sole 24 ore. Ha pesato l'appello di Mattarella di un anno fa, la memoria resti a Belluno. Retromarcia dopo la levata di scudi delle istituzioni e della politica locali, niente trasloco all'Aquila. La comunicazione del Ministero della Cultura era incompleta, l'archivio Vajont rimarrà a Belluno, sono bastate 24 ore per ribaltare le sorti dell'archivio Vajont ed è inevitabile immaginare che ieri nei corridoi del Ministero della Cultura siano volati gli stracci. Il giorno prima il sottosegretario alla Cultura Mazzi, andando contro il volere di Mattarella e del territorio, aveva infatti detto: gli archivi torneranno all'Aquila, così non sarà. Zaia, ringrazio San Giuliano. Zaia, presidente della Regione Veneto, San Giuliano, ministro della Cultura. L'approfondimento di Irene Aliprandi lo troveremo a pagina 16. E sempre in merito comunque a questa notizia, buona notizia, ma si passi dalle parole ai fatti. I superstiti della tragedia del Vajont, faremo il possibile affinché si arrivi alla soluzione prospettata da Mattarella. A parlare Renato Migotti, già presidente dell'associazione dei superstiti del Vajont. Notizia di carattere veneto, la procura ha chiuso le indagini sull'uccisione di Giulia Cecchettin, c'è la premedizione Turetta verso l'ergastolo. Contestate a Turetta le aggravanti della premeditazione, crudeltà, occultamento di cadavere e stalking, appunti su come legare una persona trovati nel computer. L'approfondimento lo troverete da pagina 4 a pagina 5. E sempre dal Bellunese, la provincia sui giochi invernali, la funivia è un progetto mai depositato. L'impianto di arroccamento Cortina-Socre Pace non sarebbe mai stato depositato. L'approfondimento di Dalmas a pagina 28. Un morto al rally, indagato direttore di gara bellunese. L'approfondimento di Cristina Contento a pagina 18. E sempre da Cortina torna il cinepanettone, protagonista Christian De Sica. L'approfondimento a pagina 29. La foto di copertina, giù non solo super bonus, il quadro completo della stretta, sforbiciata del governo, calano detrazioni e aiuti per la casa. In questo scatto un cantiere edile aumenta la spesa per ristrutturare la casa. L'approfondimento da pagina 10 a pagina 11. Notizia di carattere internazionale, attentato contro il premier slovacco, 5 colpi di pistola e gravissimo, Robert Fico preso di mira vicino a Bratislava da uno scrittore di 71 anni. Queste le notizie che troviamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano riguarda la politica, speculazioni elettorali sui lupi, nuovi casi di predazione dal feltrino all'agordino, presi di mira anche gli amatissimi cigni del lago di Alleghe. Intanto 8 associazioni alleate contro l'Europa a tutela della specie. La politica non tiene conto della scienza. L'approfondimento di Giovanni Santin lo troveremo a pagina 2. Addio conchiglia, $500,000 per rinnovarla, notizia che ci porta a Cortina, articolo a firma di Di Bona. Dopo 40 anni oggi iniziano i lavori per il padiglione nel centro di Cortina. E la foto di copertina calcio, Dario Cremonese tra retroscena e ambizioni di Serie C. Progetto Dolomiti ripagato chi ha continuato a crederci. Dario Cremonese con Lorenzo Cherubini in arte Giovannotti, che per le sue imprese in bici usa materiali Sportful. In una lunga intervista Cremonese racconta tutto, retroscena compresi, della grande stagione della Dolomiti Bellunesi. L'approfondimento di De Bon a pagina 14. Belluno, Italia Nostra, raccolte firme contro il taglio degli alberi, l'approfondimento di Giovanni Santina a pagina 2 e ancora dal capoluogo la denuncia, capoluogo ormai come un paesone. Manca l'idea di una città che non è quella attuale ma quella di un paesone e rischiamo di diventarlo. Insieme per Belluno con i consiglieri Lucia Olivotto, Marco Perale, Ilenia Bavasso e Francesco Rasera Berna hanno snocciolato la lista di cose che non vanno in questa amministrazione comunale. In particolare non convince la scelta di spostare la polizia locale al parco città di Bologna. L'approfondimento di Federica Fanta, pagina 5. Variante di Longarone, nasce il fronte del sì convinto, l'approfondimento di De Donà a pagina 12. E anche il Gazzettino dedica spazio
alla bella notizia che interessa la provincia di Belluno, in primis Longarone e i superstiti dell'immane tragedia del Vajont, una promessa oltre al dietrofront, carte del Vajont per sempre a Belluno, l'approfondimento a pagina 12. Per quanto riguarda lo sport, ancora una tappa in testa al gruppo per Pietro Bon, stavolta per tirare la volata di Lonardi, l'approfondimento di Valerio a pagina 14, Domegge, un cadorino protagonista dell'eredità su Rai 1 e ancora musica, Dolomiti Arena con Cato chiuderà i concerti a Feltre, l'approfondimento di Scarton a pagina 6. Addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno, l'urgenza dell'intelligenza artificiale, 2 giorni di stati generali in città, oggi gli incontri tra imprese e start-up che potranno agevolare l'evoluzione. Confindustria, siamo al primo capitolo di una rivoluzione che non deve fare paura, c'è bisogno di creare conoscenza. L'impegno, comitato La Via Maestra in azione, la nostra Costituzione va difesa, una via aperta nel segno della pace nella giornata del 25 aprile scorso e che proseguirà per la salvaguardia dei valori della Costituzione con il neonato apposito comitato La Via Maestra. Ma continuiamo con la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 3, predatori, la convivenza, il lupo ha sbranato anche i cigni, la denuncia di Rudatis, il barone che portò i volatili nel lago, il sindaco, non vi sono ancora certezze su cosa sia accaduto, intanto da Seren all'Alpago e Belluno fino ad Alleghe non si fermano le predazioni sempre più strazianti. Da Seren del Grappa all'Alpago, a Vezzano di Belluno e forse anche ad Alleghe il lupo si riaffaccia e si riprende la scena che a dire la verità non aveva mai abbandonato, tanto che dalla Conca al Pagota Zaccaria Tona, cooperativa Fardima, dice: i casi non fanno più notizia ma le predazioni non si sono mai interrotte e l'Europa ha rinviato il declassamento del grado di protezione dell'animale. Il primo cittadino di Alleghe, Danilo De Toni, in zona ci sono, ne sono stati contati fino a 11, ieri viste tracce a Rocca. E ancora sventrata un'asina gravida a Porcene di Seren, un altro caso a Vezzano, scempio di fronte a casa. Continuiamo con gli ambientalisti, 8 associazioni in difesa dell'animale, l'Europa non abbassi la sua tutela, i sodalizi si sono alleati per dare battaglia all'Unione Europea, usano l'argomento per fini elettorali. Siamo a pagina 4, Museo Ricci, c'è chi dice no, non abbiamo l'esclusiva, la decisione della Giunta di intitolare il Fulcis non piace alla minoranza. E ancora dal capoluogo, Veneggia in tilt dopo lo schianto, ore di disagi, carambola e l'auto è finita sulla fiancata, un 69enne ferito. Siamo a pagina 5, trasloco dei vigili, opposizione all'attacco, insieme per Belluno elenca le perplessità sul piano della giunta che porta il comando al Parco Città di Bologna, poi lo sport, le frazioni dimenticate, il caso del Nevegal e l'assenza di politiche giovanili, solo tante promesse. Ancora da Belluno, biblioteca vivente anti-omotransfobia, il comitato Ciao sabato porta in piazza l'iniziativa LGBTIQ+, un'opportunità per condannare le discriminazioni. E sempre da Belluno, anche col teatro e i Papu sul palco promuoviamo la sicurezza sul lavoro. Il consorzio Cata per i suoi 35 anni lancia l'iniziativa che andrà in scena questa sera al Teatro Comunale Dino Buzzati. Notizia da Feltre, Dolomiti Arena 2024, che spettacolo! La celebrità si esibiranno nelle località meno conosciute in una rassegna che punta alla valorizzazione del territorio, da Finardi, Barbarossa e Concato a Gioevane e Diodado, il primo evento il 20 luglio, la chiusura a carte il 1 di settembre. Feltre, Bottegal, una nuova impresa, il suo libro anche in inglese. Finora gli anni di attività sono 37, colmi di risultati sportivi e lavorativi. Maurizio Bottegal però promette, grazie al suo parapendio, ancora numerose sorprese come un nuovo libro. E continuiamo con le notizie che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina 11, Unifarco, il farmacista diventa consulente di longevità, risposta ai bisogni di una popolazione sempre più anziana. Gesio Maggiore, Santa Rita, le rose, le api nel weekend di Seravella, è tutto pronto al museo etnografico per una serie di eventi tra sacro e profano, la kermesse in occasione della notte europea dedicata ai luoghi della cultura. E continuiamo con Sedico, Deon nel solco della continuità, completiamo i progetti, approfondimento riferito alla ricandidatura del sindaco del comune di Sedico, Stefano Deon. Longarone, variante adesso mai più, file a Dio una volta per tutte, un gruppo di cittadini scrive ai sindaci per proseguire con il progetto di ANAS, fiducia negli studi eseguiti per disporre il piano destinato ad alleggerire il traffico. E sempre da Longarone, retroaffronto sull'archivio, sollievo per la comunità padrina, compresa l'importanza di averlo vicino ai sopravvissuti, notizia che troveremo anche nell'edizione del Corriere delle Alpi.
Siamo a Cortina, in soffitta alla vecchia conchiglia, inizia oggi lo smontaggio del padiglione della musica da 40 anni, testimone dei momenti cruciali della comunità, verrà sostituita con un impianto analogo in legno e rame, il costo di $500,000 coperto per metà da cortina bianca. E in merito ai Giochi Olimpici, Simico Associazioni divise da portale web e cifre, la società di Milano Cortina smentisce gli ambientalisti che chiedevano trasparenza, è già tutto online. Queste dunque le notizie che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alle notizie riferite al bellunese che troviamo invece nell'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. La prima la troviamo a pagina 16, appunto riguarda il caso Vajont dietro fronte del Ministero, l'archivio a Belluno per sempre. L'annuncio del ritorno all'Aquila ha irritato il Quirinale e ieri è arrivata l'autosmentita, comunicazione incompleta. Padrino, un sollievo per tutti, in quelle carte la nostra storia, le carte del Vajont sono un pezzo di vita per chi nella tragedia del 9 ottobre del 63 ha perso tutto quello che aveva, bene quindi la loro permanenza a Belluno vicino alla comunità superstite e sopravvissuta, lo dice il sindaco di Longarone Roberto Padrino all'indomani dell'ipotesi che venisse riportato all'Aquila il fondo processuale del Vajont, ipotesi su cui il ministro dei rapporti con il Parlamento e il sottosegretario alla cultura hanno puntualizzato ieri. E sempre in merito al caso, la comunità in attesa, faremo ogni cosa affinché si passi dalle promesse ai fatti. Renato Migotti ricorda le parole pronunciate da Mattarella sulla diga. Dopo quelle dichiarazioni eravamo tutti convinti che fosse fatta. In Friuli, Marco Dreosto: è giusto tenere gli atti in questa terra, per noi è una questione di principio, ci hanno già tolto il processo creando ai testimoni 1000 difficoltà per arrivare dove ci celebrava, sì della commissione a modificare la legge togliendo incuria in causato dall'uomo. Altro approfondimento, in questo caso a firma di Valentina Voi, che riguarda il disastro del Vajont. Passiamo a pagina 18, fatto di cronaca giudiziaria, rally del Ciocco, morì spettatore, indagato direttore di gara bellunese. La ruota di una Peugeot colpì al petto la giovane vittima, Walter Robassa è fra i 5 coinvolti. Una perizia tecnica dovrà stabilire perché lo pneumatico si staccò dall'auto. Continuiamo con pagina 19, tetto da rifare all'asilo di Castione, aperta una raccolta fondi online, l'associazione che gestisce il San Gaetano chiede l'aiuto di tutti per risolvere le infiltrazioni. Da Belluno il comune scommette su Ricci, ora vogliamo il Camerino. Il museo di Palazzo Fulcis sarà dedicato al pittore bellunese del Settecento e il conservatore Cavalli. Qui ospitiamo la collezione più importante d'Italia. E una notizia che riguarda anche l'Associazione Bellunesi del Mondo, 100 lavoratori interessati a trasferirsi dall'Argentina. Prosegue la serie di visite da parte di discendenti bellunesi e veneti nella sede della BM. Ieri il presidente Oscar De Bon ha accolto 2 gruppi, il primo rappresentato da Marcello Carrara, presidente della società italiana Tre Venezie Mar del Plata, insieme ad Alessandro Carrara e Walter Coaduro. Il secondo da Mariella Roldan Capraro, pronipote del famoso primo Capraro, originario di Castione, il quale contribuì allo sviluppo della città di Bariloche, definita la Cortina d'Ampezzo della Patagonia. Continuiamo con pagina 22, Feltre, 16 milioni di euro di extra costi, si rimettono in moto i progetti FCC, fondi comune confinanti. L'Unione Montana riprogramma le schede che si sono arenate, al Carenzoni si adegua l'antincendio. Torbiera di Lipoi, un gioiello affidato agli studenti feltrini, giornata di formazione con gli esperti dell'Università di Bologna, coinvolti i ragazzi dell'Istituto Agrario della Lucia e della Media Rocca. E continuiamo con il Feltrino, siamo a Serena del Grappa, 100 anni per la carrozzeria Check-in, storia di famiglia in 4 generazioni, dal bisnonno Giovanni che riparava i primi carri e carretti all'attuale gestione con il papà Guerino e i figli Bruno e Laura. Domani alle 18 alla Scuola Media Rocca siamo a Feltre, patto digitale di comunità fra genitori del Feltrino. E a pagina 24, Padovani nel gota del cinema continentale entra nell'Academy con Garrone e Blanchett. Prestigioso riconoscimento per il regista e sceneggiatore di Pedavena, certi nomi fanno tremare le gambe, è una realtà che apre ai giovani. Chi è Alessandro Padovani? Sta riuscendo a imporsi per creatività e professionalità in un mondo complicato qual è quello cinematografico. Il suo cortometraggio Gli uomini libro era stato presentato al Festival del Cinema di Venezia, da lì in avanti è stato un costante crescendo. Serena del Grappa, attacco dei lupi a Porcen, uccisa un'asina gravida. Santa Giustina, scontro sulla statale 50, feriti i 2 conducenti. Siamo a pagina 25, Sedico, la Madonna in trono ritorna a Sedico, la comunità celebra l'opera dei Vecellio. Giovedì 23 maggio l'inaugurazione dei restauri è un momento di preghiera, la Palaligna è un'opera giovanile di Tiziano e del fratello Francesco.
Alpago Turismo, stagione in partenza, più entrate e migliori servizi. A Poiate è prevista l'installazione di bagni, poi si sistemeranno quelli a Farra. Il sindaco Peterle, grazie a tassa di soggiorno e parchimetri, non si peserà sui cittadini. Ponte nelle Alpi, il comprensivo al lavoro per avviare il piano estate, già 130 preadesioni. Predisposti 9 progetti da presentare entro il 24 maggio. La preside Isotton, corsa contro il tempo, ma ce la faremo. Continuiamo con un'ulteriore pagina del Corriere delle Alpi. Siamo in Agordino, Gosaldo, pagina 27. La società non paga per la centrale, il comune mette in campo illegale. L'ente locale non ha più ricevuto le somme pattuite per l'impianto idroelettrico su Rio Gosalda. La vice sindaca Cialdella: c'è un contratto e va rispettato. Val di Zoldo, strettoia in via Siepi, procede il progetto per l'allargamento. E ancora a Agordo arriva il buono scuola, richieste fino al 17 di giugno. Da Cortina la polemica, impianto di arroccamento per Socrepes, la provincia progetto mai depositato. E ancora continuiamo con Cortina, conchiglia di Piazza di Bona, parte lo smantellamento, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Dalla rubrica Cultura e Società, l'estate magica di Copa 71, Vilma Seghetti giocava in porta con la squadra azzurra femminile che disputò il mondiale mai riconosciuto e ora diventato un film. Dalla rubrica Giorno e Notte, 5 concerti con Dolomiti Arena, il via con Diodado a Pian Formosa. E continuiamo con lo sport bellunese, pallavolo Serie 3, rivoluzione sciocchi in casa Belluno Volley, via il direttore generale Darè e coach Colussi. Dopo l'ingaggio del nuovo direttore sportivo Carniele, cambio in panchina, c'è il posto pronto per il vice allenatore De Cecco. Sofferta la scelta di dire addio al tecnico, non c'era l'accordo di tutti i vertici, poi la convergenza, giocatori spiazzati. Calcio, Trezzi saluta il suo Limana, lascio conti in ordine, ripartiamo dal vivaio, non vado in altre squadre. Calci di Serie D mercato, via Baldassara resta tardivo, la Dolomiti Bellunesi è sulle tracce di De Vido. Basket di R1, via i play-out, Valbelluna, un argine da superare, salviamoci il prima possibile. E a proposito del Giro d'Italia, uno sprinter con i fiocchi, Milan scarica sui pedali la rabbia di Napoli e vince in volata a Francavilla a mare. Senza una grande squadra non ce l'avrei fatta, Pogacar in rosa, Tiberi ora è quinto. Questo è l'approfondimento del Giro d'Italia che arriverà molto presto anche in provincia di Belluno. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Nuvolamenti ancora consistenti nella notte e di nuovo a partire dalle ore centrali, alternati a probabili rasserenamenti in mattinata, soprattutto sulle zone centrali occidentali. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.